L'aria peggiore d'Europa si respira nella pianura padana, in particolare a Padova e Verona. Il triste primato arriva dalle rilevazioni della rete europea di data journalism insieme all'emittente tedesca Deutsche Welle, analizzando i dati satellitari del servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus. Padova era già tra le peggiori d'Italia per sforamenti di PM10 e ozono. In questo caso, ad essere analizzato è un altro dato. Il dato del PM2,5 è un dato importante perché è un particolato fine, quindi uno di quelli che dà più problemi, più rischi per la salute, insieme a tutto il secondario che viene sviluppato in questi territori e che da quelle mappe emerge chiaramente come essere diffuso senza limite, insomma ecco, non ci sono confini per l'aria, non ci sono barriere, il limite è solo quello geografico e la pianura padana è un catino, lo ripetiamo da tempo, e accumula molti inquinanti. Legambiente Veneto chiede da sempre interventi per ridurre le emissioni. Serve dire e decidere quali sono le aree di intervento e su questo Legambiente da tempo sta sostenendo che bisogna intervenire con più decisione sia a livello nazionale, a livello governativo con maggiori risorse ad esempio per il trasporto pubblico e poi serve invertire la rotta in agricoltura in particolare perché le emissioni dell'agricoltura che sono quelle dell'ammoniaca che è un inquinante secondario e si compone e poi forma il PM in atmosfera è una delle più importanti insieme diciamo a quella ripeto dell'inquinamento che viene dalle auto o dal trasporto privato. A questo si devono aggiungere le direttive che riguardano l'efficientamento energetico degli edifici. Serve invece far partire quello che è un altro capitolo diciamo, di intervento, che è quello legato alla direttiva Case Green, così conosciuta, per cui dobbiamo riqualificare il patrimonio edilizio, non solo per renderlo migliore e più bello, ma per renderlo più efficiente e a meno consumo